Cari amici della Via dei Presepi, ben ritrovati, buone feste a tutti. Stiamo continuando il nostro cammino attraverso i presepi del territorio che vi invitiamo sempre a visitare e quest'oggi per voi siamo a Maser. Siamo in compagnia del nostro carissimo amico Renzo Gallina, che è il fautore del gruppo Amici dei Presepi di Maser. Ben ritrovato Renzo, buon Natale anche a te, buone feste. Raccontaci un attimino questo bellissimo presepe artistico alle nostre spalle. Allora, innanzitutto grazie a Luigi che ci permette così di far conoscere e vedere il nostro presepio. Siamo nella chiesa parrocchiale di Maser e anche quest'anno abbiamo così ripreso la tradizione di allestire il nostro presepio. Il tema principale è quello che vede i lavori di un tempo che si facevano, quindi i lavori che hanno fatto i nostri nonni, i nostri bisnonni. Abbiamo per l'occasione allestito una nuova natività, inserita in questo caso in una casa rurale, con i vari lavori che ci sono attorno. Volevo pertanto ringraziare anche i miei collaboratori che mi hanno aiutato durante tutto il periodo precedente al Natale per preparare e fare tutto quello che potete vedere in questo presepio. Ringrazio anche tutte le altre persone che in qualsiasi modo hanno collaborato e hanno aiutato, diciamo, nel prestare o regalare alcune cose che sono state molto utili per la nostra realizzazione. Renzo, Natale è passato, la gente ha cominciato già ad affluire a visitare questo bellissimo presepe, però per i telespettatori quali sono gli orari e ricordiamo anche dove siamo? Allora, noi siamo, come dicevo prima, nella chiesa parrocchiale di Maser. Gli orari sono tutti i giorni da Natale, quindi dal 25 fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 3 alle 6 del pomeriggio, più i 2 fine settimana successivi. Renzo, noi ti ringraziamo nuovamente, ti facciamo gli auguri di buone feste e di un buon 2025 che si sta avvicinando a passi veloci. Invitiamo tutti i telespettatori a venire qui a Maser a visitare questo bellissimo presepe e a visitare tutti i presepi del territorio, perché come abbiamo sempre ricordato, dietro questo presepe c'è tante ore di volontariato, di persone che hanno rubato il tempo alla propria famiglia per dedicarlo a voi, per creare queste bellissime opere. Quindi dategli coraggio, visitateli il più che potete e ringraziateli. Noi ci vediamo la prossima puntata e vi auguriamo di nuovo buone feste anche a te Renzo. Grazie a Luigi e vi invitiamo, vi aspettiamo molto volentieri, venite a visitare il nostro presepio così avete modo di osservare e di apprezzare tanti piccoli particolari che ci sono in questa realizzazione. Grazie a tutti, buone feste, buon Natale dal sottoscritto ma soprattutto da tutto quanto il gruppo del presepio di Maser. Renzo, adesso fammi vedere questo bellissimo presepio perché è veramente una cosa spettacolare come tutti i presepi. Assolutamente.